un primo tipo di misura che stabilisce l'intensità dei segnali di ognuno di questi 4 trasmettitori che arrivano qui. Dopodiché con un altro strumento, in genere lo faccio io, ma insomma adesso se sono un po' bloccato, ma io non lo so usare quello lì. Basta che cambi canale, è già impostato, ti dico come fare. L'ho montato ma... ci dà invece una misura qualitativa, cioè la qualità del segnale, perché può essere che abbiamo un livello buono, tipo il 55 è un buon livello, ma però il segnale qualitativamente non è buono. Ok, quindi facciamo questo segnale minimo non è qualitativo, ma è un segnale di intensità, è un quantitativo. Sta scendendo. In un'unica direzione, quindi semplificando al massimo si può ricevere la quasi totalità dei segnali, sia RAI che privati. facciamo un salto lì. Perché questo è il mandato, se mi togli questo... Allora io dico, io prima vedevo tutto in analogico, adesso c'è in digitale, mi hanno detto che è migliorativo, è un cambio epocale, si vedrà meglio tanti canali, però cosa succede? Che io continuo a vedere solo le private di cui non pago abbonamento e la RAI, che magari mi interessa di più, non la vedo più perché la RAI con questo cambio mi ha messo fuori gioco. Mi scusi, ho lavorato tutta la vita, ho messo da parte 50 milioni di lire e mi hanno detto che mettendo da parte 50 milioni di lire avrei avuto dei soldi da parte. Mi cambiano l'euro, mi tocca andare con 50 milioni in contanti a farmi cambiare e mettermeli in euro. Fa un po' parte dell'evoluzione, cioè è una cosa normale. Gli antennisti alla nuova dimmi quando comodi ma c'è un attimo perché l'ho mandato via quello troppe cose. Allora, questo è a posto. qua il segnale com'è? Buono, meglio di prima. Sì che siamo un po' più aperti, non ostacoli. Sento l'audio. Era io. Cioè arriva. Allora, io prima ti faccio vedere un'altra cosa, ti do il livello di dammi questo. il livello che così mi segno. Allora, qua abbiamo fatto Castaldia. Concordia. Ecco, prima ha fatto il dettaglio di questo dato qui, che è l'intensità media. Adesso siamo su Castaldia o su Col Visentino? Questo è Castaldia. Vuoi l'immagine? Ecco, se mi dai l'immagine. Aspetta che lo fa no, però devo fare, sai che devo fargli fare il giro perché è sulla V. Vabbè, insomma, puoi fare un taglio. Ma con la mala veniera viene bene tutto. Aspetta che non ho preso una mazza.
Mara Veniere di queste zone qua, Torna indietro, essendo una... Ritorna sull'uscita PC. Che non ha, Sono no? 3 euro ogni volta. Sì, però ho detto che verso fine giornata saranno 1500. Ti sei fatto Eccolo qua. la fiesta nuova. Ok. E adesso passa. E c'è 3 euro alla volta. Eccolo qua. Ok. Certo, c'era monetizzare tutto. Quello che piace. Poi gli avevo fatto vedere. sì. Fai un po' di esterno. Adesso Allora, questo ti do qui è il questi territorio valori, del però. Veneto orientale, più o meno tutto, insomma manca la zona costiera, ma insomma ci siamo quasi. E questi in azzurro sono i punti che noi abbiamo testato, tra cui anche i 2 di stamattina. Allora, sono in azzurro perché la qualità, inserendo i vari parametri che vengono letti da quello strumento lì, e c'è un algoritmo che calcola la qualità e la qualità è tra 4 e 5 o 4 o 5, generalmente è 5, insomma se vado a vedere il dettaglio me lo dice, non so, per esempio in questo punto qui, escludo Castaldia che non ho inserito i dati, per esempio col Visentin mi dice che la qualità Q5, quindi nella scala 1-5 è il massimo. Il Venda lo stesso l'avevo E messo. la zona verde? La zona verde sono i pixel degli abitanti del comune di Portogruaro. Questi sono tutti, diciamo, ogni quadratino rappresenta un numero X di abitanti. Adesso non mi ricordo quanti sono, diciamo una ventina. Non guardiamo qui che non sono stati testati, questi qui sono segnali, cioè punti non ancora inseriti. Qui non c'è stato fatto non esiste la misura, ma è fuori del territorio regionale, quindi non ci interessa, o perlomeno non interessa a noi. Ma quello che è importante è che l'intero territorio del comune cioè del Veneto orientale è blu. Quindi o per un segnale o per l'altro io ho la copertura a qualità massima. Ed è per questo che poi diciamo queste cose nei vari incontri che abbiamo con la popolazione. Vabbè, questo lui l'ha poi. Telecomando. sì, viso.
questo è Castellino. Castellino. 66,4. Chiudo, eh?